Lotta agli abusi, ma anche rispetto per le persone e le istituzioni accusate che hanno diritto di difendersi e tutelare la propria onorabilità. Di fronte alla denuncia di Gianbruno Cecchini, il docente di Galliera Veneta che ha raccontato di essere stato vittima di violenza da parte di 2 sacerdoti quando era seminarista, la diocesi di Treviso ha immediatamente diffuso una nota sottolineando di essere impegnata nella lotta agli abusi nella Chiesa e per la ricerca della verità, anche nel rispetto dovuto a chi è destinatario delle accuse mosse. È il vicario Adriano Cevolotto a firmare la presa di posizione della diocesi, informata della vicenda dallo stesso Cecchin, che ha inviato al vescovo, Monsignor Michele Tomasi, una lettera in cui ricostruisce gli abusi, più di una decina di episodi, e con il quale pareva dovesse esserci un incontro, salvo poi una serie di rinvii e la definitiva decisione del 49enne di rinunciarvi. È con dolore ma anche con serenità che stiamo procedendo per valutare i passi da fare in tutte le sedi, scrive Cevolotto, di fronte al clamore che le accuse di Cecchina hanno sollevato. Ribadendo la volontà di chiarezza, trasparenza e verità, aggiunge: esprimiamo la nostra fiducia nei confronti dei 2 sacerdoti coinvolti e del loro lavoro, che è una fiducia in tutto il presbiterio diocesano.